Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Personale delle squadre mobili di Catanzaro, Milano e Parma hanno arrestato 3 usurai del clan Mancuso di Limbadi nel Vibonese. Salvatore Mancuso, 42 anni, Franco Ruggero, 38 e Filippo Carrà, 45, residenti tra le province di Milano e Parma. Tutti accusati di estorsione aggravata posta in essere per recuperare impropriamente le somme di denaro derivanti dai prestiti usurai. Ruggero è anche accusato dell'omicidio volontario di Francesco Chirillo, avvenuto a Gizzeria nel 2000, vittima dell'usura. È stata ripresa dal proprietario dell'appartamento datole in prestito mentre aveva un rapporto sessuale. Per non divulgare il video intimo, l'uomo le ha chiesto 15.000 euro. È la storia di una donna di Cosenza che ha denunciato l'estorsione subita alla Guardia di Finanza, che ha arrestato come responsabile un pregiudicato, Francesco Cozza, 44 anni. L'indagine, durata 3 giorni, ha portato all'arresto del pregiudicato proprio mentre la donna gli consegnava una rata della somma. La Procura di Cosenza ha emesso 8 avvisi di garanzia nei confronti dei medici che hanno avuto in cura Angela, la bambina cinese di 4 anni e mezzo che era stata prima all'ospedale di Cetraro e dimessa con una diagnosi di congestione orofaringea, successivamente riportata al pronto soccorso dal padre e quindi trasferita all'ospedale di Cosenza, dove è morta. Con tale provvedimento i medici indagati hanno facoltà di nominare periti di parte all'autopsia, che sarà eseguita oggi sul corpo della bimba, al fine di accertare le dinamiche di quanto accaduto. A distanza di alcuni giorni il questore di Reggio Calabria, Carmelo Casabona, ritorna sulla vicenda riguardante gli applausi al boss Giovanni Tegano all'uscita della questura dopo essere stato arrestato dagli uomini della squadra mobile, per sottolineare che quella è solo una minoranza fatta per lo più dai parenti del boss e che i veri regini sono quelli che hanno sfilato la sera stessa a favore della magistratura e delle forze dell'ordine. Poi l'annuncio della festa della polizia il prossimo 15 maggio. Gli arresti dei latitanti degli ultimi tempi non rappresentano un merito del governo, ma delle forze dell'ordine, che però lavorano con grandi sacrifici perché hanno organici insufficienti. Lo ha detto il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Nicola Gratteri, replicando nel corso della trasmissione Radio Anch'io al ministro della Difesa Ignazio La Russa. Gratteri si è detto in disaccordo con il ministro anche sul possibile invio dell'esercito in Calabria. Anche a Catanzaro è stata avviata la raccolta delle firme a sostegno della campagna referendaria per l'acqua pubblica. L'acqua non si vende è il motto del comitato civico che ha promosso l'iniziativa, che è stata presentata ieri mattina nella sala giunta di Palazzo dei Nobili. Presenti il componente della Direzione Nazionale di Rifondazione Comunista Pino Commodari, il capogruppo in comune del PRC Eugenio Occhini, il membro dell'ufficio di gabinetto del sindaco Davide Cosco e i rappresentanti di alcune delle associazioni aderenti. Si è svolta ieri la cerimonia di apertura del 38° anno accademico dell'Università della Calabria a Cosenza, durante la quale alcuni ricercatori e studenti hanno protestato, irrompendo nell'aula con alcuni striscioni durante la relazione del rettore. Protestano per la diminuzione degli interventi a favore degli studenti e dei laureati e sottolineano la responsabilità del rettore, che ha aderito all'Aquis, un progetto del governo che prevede una distinzione tra atenei virtuosi e non, in termini quantitativi, secondo la logica della quadratura di bilancio. Situazione idrogeologica sempre più preoccupante nel quartiere Paese Papanice di Crotone. Oltre al costone situato al limite di alcune case, si sono registrate frane nei 2 impianti sportivi comunali, il campo di calcio Le Rose di via Fausto Coppi, ormai abbandonato, e quello su viale Calabria, finanziato con il PIT, ma mai completato. A crollare sono stati i muri di contenimento nei pressi degli impianti. A denunciare la situazione di pericolo Enrico Pedace, rappresentante territoriale della CGIL. Il Salone degli Specchi della provincia di Cosenza per un giorno diventa location per una pubblicità di un caffè prodotto nel cuore della Valtellina e commercializzato anche in Calabria. Testimonial della pubblicità la concorrente del noto reality televisivo Grande Fratello 10, Camilla Santana, che abbiamo ripreso nel backstage alle prese con trucco e capelli. Prima di cominciare gli scatti, la giovane Gieffina ha visitato il palazzo.